Ciao, mi chiamo Alessandro Facciolo. Mi chiamo Vitor Diaz. In TTC faccio un ruolo doppio, ovvero faccio un po' l'acrobata e la maggior parte del tempo macchinista e rigger. Nella compagnia sto facendo il ruolo di rigger, faccio una piccola partecipazione artistica. La parte di acrobata formo parte della prima scena di Pulcinella e pure sono il Pulcinella che guida la pedana della parte di contorsione. Io faccio una piccola partecipazione acrobatica nella prima scena, le movimentazioni dei nostri acrobati, che abbiamo un bellissimo binario, che è un carrello fantastico, dove si sviluppano dei movimenti super fluidi nelle scene. La parte della creazione con la pedana è stata divertente perché dargli le possibilità, dirgli le limitanti e le possibilità che gli dà quell'oggetto all'artista. Come ci coordiniamo con gli artisti? È molto interessante, c'è proprio un feeling, una comunicazione visiva. Abbiamo anche una comunicazione tra i tecnici. C'è una sincronia tra i motori, tra la macchina del volo, cioè loro si devono fidare di noi e che saremo sul momento giusto, sul punto giusto, mentre noi dobbiamo fidarsi che anche loro saranno lì nel momento.